Bene, bentornati e riprendiamo il pomeriggio perché ci aspetta un percorso ancora denso e ricco di interventi. Ci ha raggiunto il professor Andrea Maccarini, presidente del corso di laurea di servizio sociale dell'Università di Padova, a cui cedo la parola per un saluto. Prego. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Dicono che siamo in ritardo, ma adesso recupereremo. Io aiuterò a fare questo portando dei saluti rapidamente. Intanto appunto i saluti. Per prima cosa ringrazio per l'invito, per il coinvolgimento. È una giornata molto importante e siamo molto contenti in quanto Università di Padova di avere partecipato al gruppo di lavoro che ha coordinato questa giornata. Quindi sono molto contento di essere qui. Mi scuso con voi, non ho potuto arrivare fin dal mattino e purtroppo avevo appunto lezione con le mie studenti e con studenti di una laurea in diritti umani, tra l'altro ve lo dico perché ha qualcosa a che fare con quello che stiamo discutendo qui. Quindi per prima cosa un ringraziamento all'ordine per l'invito, per il coinvolgimento, per l'organizzazione di queste giornate che sono sempre estremamente importanti. E un augurio evidentemente di buon lavoro oggi, ma nel prosieguo di tutto il lavoro che potrà seguire prendendo spunto da quello che oggi si dice. In secondo luogo vorrei solo molto brevemente accennare che il tema, quello della dignità della persona, dei diritti della persona, è un tema che mi sembra assolutamente centrale ed è un tema difficile. È difficile perché è facile banalizzarlo, nel senso che è evidente che uno potrebbe dire siamo centrati sulla persona, un lavoro come questo ha un'attenzione precipua alla persona. E quindi questo lo rende un tema complesso. Credo però che sia un tema appunto centrale anche per come si sta sviluppando la società globale da un lato, il sistema di welfare dall'altro, in cui si parla sempre più, parlando di innovazione sociale, di personalizzazione non solo nel senso di offrire più scelta agli individui, ma di una cura, di un'attenzione per lo sviluppo umano, per le caratteristiche, le qualità della persona e per tutto quello che fa, tra virgolette, fiorire la personalità umana. Quindi è un tema sicuramente centrale e complesso e articolato. Sono convinto, scorrendo il programma, che i contributi già della mattina siano stati molto ricchi da questo punto di vista e altrettanto sarà il pomeriggio, quindi anche perché ho il piacere di conoscere il professor Grandi che è qui in fianco a me e quindi che darà inizio a tutto questo. Ma mi fermo qua perché sarebbe troppo lungo proseguire. Grazie e buon lavoro ancora. Grazie professor Maccarini. Cedo la parola al professor Giovanni Grandi, che è docente di antropologia applicata presso il corso di laurea magistrale di servizio sociale dell'Università di Padova, e il suo intervento è la persona tra solitudine e compagnia, ritrovare la dignità ritrovando la relazione. Eccoci. Buon pomeriggio a tutti. Un quarto d'ora naturalmente. Ecco, poi voi potete immaginare cosa significa chiedere di parlare per un quarto d'ora a uno che viene dal Dipartimento di Filosofia. Ovviamente non è possibile fare grandi riflessioni. Ho scelto di lavorare per immagini ed affrontare un po' questo tema ricorrendo a una letteratura molto antica, a una letteratura che è vecchia di 2000 anni. E quindi vi beccherete delle slide terribili, quelle con il testo, non con i disegni, quelle cose proprio orrende, quindi per le 2/3 va benissimo come tipo di proposta. Vi propongo di entrare in un brano che forse conoscerete e che culturalmente noi conosciamo come la parabola dei talenti. Ecco, spero che almeno a livello culturale ci sia qualche ricordo di tutto questo, se non altro perché oggi abbiamo tanti talent show che prendono il nome da questa parabola, da questo racconto.
È una parabola alle volte dal gusto molto scontato. Di solito, almeno i miei figli, quando me la ripropongono, mi dicono: beh, papà, vuol dire semplicemente che dobbiamo far fruttare le nostre capacità. Vabbè, proviamo a vedere se c'è qualcosa di diverso, perché è un genere letterario, evidentemente la parabola, che prova a raccontare qualche cosa di valido per tutti. E ecco, la grande scommessa è che ci dica qualche cosa che è valido al di là del tempo che passa. Per questo, guardate, l'esperimento di oggi è soltanto per dire: vediamo se cose che hanno 2000 anni di anzianità dicono ancora qualcosa di valido a noi oggi. La ricorderete, racconta di strategie di vita diverse. Racconta di 3 persone a cui vengono affidati dei beni, delle risorse, e che, ecco, devono farne qualche cosa. Questo è un po' il tema. Prendo il racconto dal Vangelo di Matteo 25. È un po' il racconto più articolato che propone questa parabola e questa storia. In altri evangelisti la parabola delle mine, se volete, ma ecco. Strategie di vita, dicevo. Ce ne sono 3 storie per 2 strategie diverse. La prima ci dice una strategia di investimento e l'altra invece vedremo che è una strategia di conservazione. I patrimoni sono diversi: 5 talenti, 2 talenti, 1 talento. E questo è un po' l'ingresso, così soltanto per ricordarci di cosa parlavamo. Che cosa succede in queste 3 storie però? Succede che in realtà l'Evangelista sta costruendo un racconto molto particolare, molto costruito, in cui vuole dirci anzitutto che le storie non sono 3, ma sono 2. 2 esiti diversi, 2 strategie che si contrappongono l'una all'altra, 2 modi di vivere completamente diversi. E delle 2 prime storie, di quelle che fruttano, ci racconta questo. Dice che chi aveva 5 talenti, alla fine ne consegna altri 5. E anche chi ne aveva 2, ne consegna altri 2. 2 storie in cui il tratto comune è il raddoppiare il patrimonio di partenza. E che siano 2 storie speculari, che in realtà siano la stessa storia, ce lo rivelano quei versetti, vedete il 21 e il 23, che sono assolutamente speculari. È un codice, ovviamente, ci dice che stiamo parlando della stessa cosa, persone che hanno vissuto allo stesso modo. Adesso non so se voi ve ne intendete di finanza. Ecco, se voi avete qualche investimento che vi frutta il 100%, fatecelo sapere. Ma non esistono, ecco. E probabilmente non esistevano neanche all'epoca. E anche questo ci dice che è un codice. Ci invita, lo scrittore, l'autore ci invita a dire: guardate che al di là della diversità di queste 2 storie e al di là della diversità del patrimonio da cui partono, la cosa comune è il moltiplicatore. È il moltiplicatore, è il numero 2. Questo è il grande messaggio di queste prime 2 storie. Vediamo la terza però. Cosa succede alla terza? Penso che lo ricordate, non finisce proprio bene la terza storia. Chi aveva 1 talento adotta un'altra strategia, che è quella di scavare una buca, di nasconderlo e poi di riconsegnarlo. Ed è interessante perché non stiamo parlando di una persona che va a dilapidare un patrimonio, non è questo il messaggio. Stiamo parlando di qualcuno che prova a conservare quello che ha. E questa piccola storia, vado adesso all'esito per dopo tornare al centro, ci dice così: guardate cosa succede a chi ha adottato una strategia difensiva in cui ha messo questo talento sottoterra. È molto chiaro: rimane senza niente. Rimane senza niente. Voi potete immaginare, appunto, i più piccoli, parlo sempre dei miei figli, che quando leggono questa cosa mi dicono: ma insomma, no? Perché viene tolto anche quello che ha questo disgraziato? No? E perché viene dato a quello che aveva già tanto? È un'ingiustizia. Beh, è chiaro, appariva un'ingiustizia anche all'epoca, perché non è quello il messaggio di questo racconto. Il messaggio è un po' diverso, e vi invito un po' così a sottolineare questo: sarà tolto anche quello che ha. Ci dice che esiste una strategia di vita che consuma le risorse che abbiamo, tante o poche che siano. E quindi nella vita ci sono 2 modi di essere: uno che porta frutto e uno che consuma tutto. Questa è un'acquisizione piuttosto importante, ripeto, 2000 anni fa. E andiamo a vedere che cosa c'è in mezzo, perché in mezzo c'è qualcosa che ci riguarda, credo, anche come servizio sociale, anche per le storie che incontriamo. Questa è la resa dei conti,
Quando arriva quello che ha un solo talento, dice: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andai a nascondere il tuo talento, ecco qui il tuo. E la reazione di questo padrone è addirittura violenta, diremmo noi, perché insulta questa persona: servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. E gli dice cosa avrebbe dovuto fare, che guardate è esattamente quello che hanno fatto gli altri due. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Questo è il centro del brano. E in questo centro c'è anzitutto un'indicazione di qual era la strategia buona, e che è questa: affidare. È interessante, i talent show, noi diciamo mettere in circolazione le nostre caratteristiche, non è affatto questo il centro. Non è una questione di quanti talenti abbiamo e di quali sono. Qui non c'è un lavoro da fare, ma soltanto c'è da fidarsi. Questo è il centro di questo racconto, che sta dicendo che la cosa che hanno trovato gli altri due erano delle buone mani in cui affidarsi, in cui mettere le proprie risorse. Il servo che non ha trovato mani in cui riporre quello che aveva non riesce a conservare, ma perde tutto. E allora si capisce anche chi è questo padrone, che alle volte, ecco, sempre faccio riferimento per la terza e ultima volta, prometto ai miei figli, che dicono ma insomma, ma che cattivo questo Dio, no? Ma siamo sicuri che è l'immagine di Dio? Perché poi, se uno va a vedere sempre la fonte letteraria, in altri passaggi viene presentato come il seminatore, che semina con abbondanza. E qui viene detto che quello che miete senza aver seminato e tutte queste cose qua. Guardate invece se non è l'immagine della vita. È l'immagine della vita che alle volte è dura, che raccoglie dove non ha seminato e che se noi non troviamo delle mani buone a cui affidarci, con cui costruire una relazione, l'esito è che le nostre risorse, che siano 5, che siano 2, che siano 1, finiscono per consumarsi con quel pianto e stridore di denti. È una fotografia antropologica questa, eccezionale. E ci spiega ancora qualche cosa, che è ancora forse più profondo e che è l'unica cosa così su cui vorrei veramente attirare la vostra attenzione. Questo servo dice che ha fatto questo per paura. C'è una paura e c'è una cosa ancora più radicale che l'autore ha messo in rilievo. Guardate quella parolina. Signore, so. Non si è fidato perché ha un'esperienza alle spalle che gli dice non fidarti. E siccome questa persona qui è una persona che probabilmente, diremmo noi, ha preso un bidone nella vita, ma bello grande, quello che ha fatto è dire: siccome ho provato a fidarmi e siccome ho beccato un bidone, non posso più fidarmi di nessuno. E quella vita lì che non ricostruisce sull'asse della fiducia è una vita che abbia tante o poche risorse, non ne verrà fuori, perché è compromessa la cosa essenziale. Ecco perché questo piccolo racconto, questa parabola non è una cosa moralistica, sapete, impegnatevi, fate i bravi, mettete a disposizione le vostre cose. È un racconto di come va la vita se collassa l'asse della fiducia. E noi possiamo immaginare quante volte questo accade nelle storie delle persone che incontriamo. E il fatto che sia un racconto antropologico ci dice che è qualche cosa che non accade soltanto alle storie più sfortunate, ma accade alla storia di tutti. Quasi a dire che il percorso della vita, almeno questo avevano capito questi antichi, tanti e tanti anni fa, il percorso della vita deve passare da una fiducia ingenua, che noi riponiamo in chiunque ci dica vieni con me, in chiunque ci dica guarda che se mi segui qualche cosa di buono viene fuori. Dobbiamo passare da questa fiducia, passiamo attraverso il tradimento, esperienze di fiducia mal riposta che ci fanno ritrarre. E questo passaggio qua in tutti significa che in prima battuta noi revochiamo completamente la fiducia al mondo e abbiamo bisogno di ricostruire una capacità critica di fidarci, che significa di riconoscere le mani buone che diventano affidabili. E questo è il grande lavoro che credo come assistenti sociali voi fate. Cioè stare in relazione con persone che hanno avuto un collasso su questa dimensione della fiducia e di stendere del tempo insieme perché pian piano imparino di nuovo che di qualcuno ci si può fidare e imparino
a riconoscere le mani affidabili. Questo è il grande lavoro trasversale che sta al di là di tutti gli interventi di aiuto più specifici che poi voi fate, sono molto diversificati. E credo sappiate molto bene che se non si ristruttura questa dimensione, tutti gli interventi di aiuto metteranno soltanto un cerotto su quelle storie, ma non ripartirà nulla. Se non riparte, se non si riabilita la fiducia, non riusciamo a fare nessun passo avanti. E questo, guardate, ripeto, potevo prendere tante altre storie, ma ho preso questa storia di 2000 anni fa, per dire che non siamo molto cambiati, che l'umanità è sempre la stessa e che questo passaggio attraverso la fiducia a tutti, la fiducia tradita, la capacità di riconoscere le mani buone, è un passaggio che riguarda tutti e riguarda in maniera molto forte le storie più faticose. Beh, il tempo c'è, quindi ancora le ultime conclusioni ve le do, così avete anche le slide, quelle con le sintesi. Che cosa dice? Questa è un po' un'acquisizione antropologica, sapete. Non è essenziale l'entità delle risorse, ma una rete di relazioni affidabili. Ecco, questo credo che nell'ambito dell'intervento sociale noi ce lo diciamo sempre, ma è verissimo ed è vero da sempre tutto questo, e si è sempre capito. Una rete di relazioni affidabili, che è forse quello che alle volte manca sempre di più anche nei nostri contesti. Questo è un primo passaggio che vorrei. Il secondo, la partita della vita, la metto proprio così, la partita grande, è passare dalla fiducia ingenua alla fiducia critica, a riconoscere le mani affidabili. E questa roba qua si declina non soltanto a livello di incontri di persone, ma anche a livello psicologico, perché nella vita esistono anche delle suggestioni e dei pensieri che ci invitano a fare qualche cosa e non tutti sono affidabili. Tante persone che vivono esperienze faticose ci confessano alle volte la fatica, la lotta dentro che hanno fatto per capire dove bisognava andare, che cosa fosse buono per la loro vita, cosa fosse giusto. E dicono di aver seguito delle ispirazioni che non hanno portato bene. Ecco, anche imparare dentro noi stessi a capire quali pensieri sono quelli che portano alla fioritura e quali portano alla vita, questo è fondamentale. Se non lo capiamo, siamo molto esposti a un continuo tradimento della fiducia. Allora solitudine e compagnia, così chiudo con il titolo proprio. Perché se ricordiamo l'esito delle parabole, l'esito della strategia buona, che è quella che riconosce di chi ci si può fidare, non di tutti i banchieri ci si poteva fidare, neanche all'epoca. Bisognava capire quali erano i bravi banchieri. Ecco, ma l'esito è prendere parte alla gioia del padrone. L'esito è una festa, è ancora una volta la compagnia, lo stare insieme. E dall'altra parte invece pianto e stridore di denti, che è l'esperienza di chi rimane solo e abbandonato. E pensiamo quante volte, questo solo una parentesi così, ma penso soprattutto ai nostri grandi anziani, che tante volte ci dicono l'esperienza faticosa della solitudine, che è anche l'assenza di mani accanto, ma è quel rimanere soli con se stessi senza una parola davanti alle grandi domande con cui ci si confronta. È una solitudine fuori e una solitudine dentro, che alle volte dipende anche proprio dal non essere riusciti nel tempo lungo della vita a capire bene quello che ci passa dentro. Ecco, solitudine e compagnia allora sono i due grandi poli. Ecco, noi se lavoriamo per ripristinare l'asse della fiducia è proprio perché crediamo che la compagnia sia la buona strategia di vita, sia l'esito a cui vorremmo accompagnare le persone che per qualche motivo si sono isolate o sono piombate in quei vortici che le mettono sempre in una condizione più profonda di solitudine. Perché in fondo compagnia e società, communitas e societas, dicono cose forse anche diverse dal punto di vista tecnico, ma dicono sempre delle strutture di relazioni in cui se non c'è la fiducia in realtà non siamo mai insieme. Ecco, allora tra solitudine e compagnia c'è la fiducia, e ridare dignità a qualcuno significa ridare fiducia, ma riabilitare anche la capacità di fidarsi. Sono due manovre speculari che vanno fatte. Non basta dare fiducia, bisogna accompagnare in questa riabilitazione della disponibilità a mettersi nelle mani di qualcun altro. Queste mani sono molto spesso le vostre, ecco, che possono essere veramente l'augurio buone mani, e soprattutto di chi si sta formando, nella consapevolezza che questi percorsi sono estremamente lunghi. La compagnia richiede tempo, richiede molto tempo per costruirla, poco per infrangerla, molto per costruirla, ed è credo una delle sfide più grandi che avete.
Ecco, l'intervento del professor Grandi ci introduce alla relazione successiva. Tiziana Mondin è una collega assistente sociale, lavora in hospice e il titolo della sua relazione è Vivere in relazione, morire in relazione. Sapete che nel 2010 con la legge 38 gli assistenti sociali mentre prepariamo la strumentazione io riscaldo l'ambiente. Con la legge 38 2010 gli assistenti sociali hanno trovato diritto di cittadinanza all'interno dell'equipe di cure palliative. Difatti all'articolo 5 sono esplicitamente menzionate tra le figure gli infermieri, gli psicologi, gli assistenti sociali. Quindi la legge riconosce all'assistente sociale competenze relazionali di un certo tipo. Ci siamo quasi. Allora Tiziana Mondin ci guiderà in questa riflessione e ci farà capire l'assistente sociale che ruolo ha all'interno di una equipe di cure palliative. Si può vivere in relazione ed è complicato vivere in relazione, morire senza una relazione, soprattutto soli, come diceva il professor Grandi spesso, negli ospedali. A te la parola. Buon pomeriggio a tutti. Io, oltre che lavorare all'Hospice San Giuseppe di Marzana, mi occupo anche dell'assistenza domiciliare integrata palliativa del distretto 3 di Verona. L'entrata dell'assistente sociale nell'equipe di cure palliative è veramente una conquista recente. D'altra parte, recentissima è anche la conquista della cosiddetta specialità persino dei medici palliativisti, e che vi lascio immaginare data la potenza che ha la categoria medica. Sono usciti nel 2012 i master per medici, infermieri, psicologi. Mi ricordo una delle relatrici di stamattina quando parlava di potenze e di figure molto importanti. Nelle cure palliative esiste l'equipe, non esiste io, esiste sempre noi. E siccome sono nate così, mi sembra che hanno avuto una sorta di privilegio. Quando si nasce così è, come io dico sempre, come due micetti: se nascono insieme giocano insieme, se vengono messi vicini dopo probabilmente si graffiano. Nelle cure palliative si nasce insieme. All'Hospice di Marzana abbiamo aperto l'hospice insieme con i medici, insieme con gli infermieri, insieme con lo psicologo e via di seguito. Per cui esiste il noi. Certo non abbiamo lasciato spazio, noi assistenti sociali, non mi ricordo più se c'è, ecco, non abbiamo lasciato spazio vuoto affinché un'altra professione potesse fare quello che è dell'assistente sociale. Le slide, ho inserito 2 o 3 slide, chiamiamole di servizio, in cui vi scrivo un po' di bibliografia, qualche legge, qualche referenza. Per chi ha curiosità, io spero che ce l'avrete, andrete un po' ad informarvi un po' di più sulle cure palliative. Dal libro dell'Hospice. 2 mesi fa la mia vita è stata sconvolta. Le parole cancro, metastasi, chemioterapia mi sono piombate addosso come macigni. Che cos'è il libro dell'Hospice? Gli hospice, siccome sono nati prima come movimento, non come legge, quindi come movimento di opinione che poi ha convogliato anche risorse finanziarie, hanno molto mutuato dai paesi che sono più maturi dell'Italia per quanto riguarda le cure palliative, e quindi dai paesi anglosassoni e nordici. Gli hospice hanno in quei paesi un libro dove tutti possono scrivere, lasciare pensieri, lettere, critiche, tutto quello che gli passa per la testa. Quando i medici me l'hanno proposto e mi hanno detto:
Facciamo anche noi il libro dell'hospice, e io ho pensato, la solita americanata. Tenetevi ben presente questa parola, perché me la sono ritrovata, questo era luglio 2006, me la sono ritrovata quest'anno scritta sulla lettera che vi leggerò alla fine. Quindi le cure palliative incominciano quando non c'è più speranza di curare la malattia, però c'è la possibilità di guarire. Guarire che cosa? Guarire la separazione, guarire la relazione tra noi e gli altri. Quando arriva il momento in cui ti hanno diagnosticato e sai, anche se non te l'hanno detto, lo sai, che morirai, decidi che è il momento in cui devi aggiustare qualcosa nella tua vita, e molto spesso queste sono le relazioni. Quindi morire è una questione relazionale. Per troppo tempo l'abbiamo lasciata in mano solo alla categoria medica, e in realtà è un misto di tutto. Prima di tutto della relazione che si ha con noi stessi, con le persone che si amano, e poi con Dio, con colei ai quali noi pensiamo comunque di affidare le nostre speranze. E per chi non crede a niente, e per chi è solo, la morte di ognuno è unica, certo, come tutte le esperienze che accompagnano la nostra vita. E quindi saper accompagnare in questi momenti, quindi, vuol dire aiutare se stessi prima di tutto e gli altri ad affrontare la morte. Significa prima di tutto confrontare noi stessi con la nostra visione della morte. Ed è tanto vero perché tutti questi anni, ormai 9 anni, io l'ho visto in me stessa e in tutti i componenti dell'equipe, come pure delle colleghe che si occupano di queste cose. E non pensiate che perché noi siamo gli assistenti sociali e di solito parliamo più spesso con i familiari, che la cosa non ci tocchi da vicino, perché i familiari ti trasportano tutto quello che loro stanno passando e sta passando al loro familiare. Di solito ci dicono, se si tratta di un tuo parente, non occupartene in prima persona, non solo per i medici, non solo per gli infermieri, anche per noi assistenti sociali, perché sei troppo coinvolto emotivamente. Bene, io l'ho provato anche, e vorrei ricordarla oggi, dal momento in cui in hospice noi abbiamo seguito la morte di una nostra collega, giovane, con un figlio quasi adolescente, sui 12-14 anni, eccetera. Io ho dovuto staccarmi da questa situazione. Mi sono dovuta confrontare con la mia visione della morte in merito alle persone che avevo vicino, che conoscevo, pure non eravamo molto amiche, ma la conoscevo. Diciamo che non esiste un solo modo, tuttavia però ci sono delle buone pratiche che possono essere utili a guidarci nell'assistere chi sta morendo. Queste sono, diciamo, le frasi che amava dire il fondatore italiano delle cure palliative, Fondazione Floriani. Curare quando non si può guarire, quando non si può guarire si può curare la relazione. Quando non c'è più nulla da fare, c'è tutto da fare. Quindi, riassumendo molto velocemente, le cure palliative sono quelle cure attive e globali quando la malattia non risponde più alle terapie curative. Non parliamo solo di malattie oncologiche, ma parliamo pure di malattie neurodegenerative e comunque tutte le malattie terminali. Rispettano la vita e considerano il morire un processo naturale. Hanno un carattere interdisciplinare, come ho detto prima, esiste il noi, coinvolgono il paziente, la sua famiglia e la comunità in generale. Lo scopo delle cure palliative, questo è dove la gente si confonde sempre e fa un'enorme confusione. Non è quello di differire e accelerare la morte, con tutti i dilemmi etici che questa frase lascia. Differire o accelerare la morte? No. Eutanasia? No. Non sono questo le cure palliative.
ma preservare la migliore qualità di vita fino alla morte. Quindi assume un'importanza primaria il controllo del dolore, perché se si ha dolore non ci può essere qualità di vita, degli altri sintomi, dei problemi psicologici, sociali e spirituali. Questa è la definizione dell'Associazione Europea delle Cure Palliative, inglesismo come diceva la collega precedente, però di fatto sono nate là e di conseguenza noi recuperiamo quello che si può recuperare. Ecco le slide di servizio, un po' di normativa e di letteratura. La legge del Veneto è la legge 7 del 2009 e quindi è anticipatoria rispetto alla legge nazionale, anche se vista è in continuità e coerenza con quella nazionale. Sono nati gli osservatori regionali, le commissioni regionali e poi c'è la legge nazionale 38 del 2010, dove sta scritto nello specifico che nelle equip di cure palliative c'è la presenza dell'assistente sociale. Non ne definisce quante ore, come dedicata a part-time, quanto in hospice, quante ore a domicilio, però c'è. Poi ci sono le varie DGR regionali, di cui una molto interessante è questa, che è la 2851, che è la scheda di accesso in hospice. E poi c'è l'accordo Stato-Regioni del 2012, dove vengono declinati gli standard e dove ancora viene segnata l'assistente sociale. Un po' di normativa veloce, quindi la Convenzione di Oviedo, potete su Google andate a trovarvela velocemente, la Carta dei diritti del morente, Carta dei diritti del bambino morente, e poi ci sono gli standard internazionali. Qui abbiamo dovuto inglesizzarci, perché allora, in Italia non c'è letteratura sul servizio sociale nelle cure palliative. Quando io ho incominciato a lavorare in hospice mi sono sentita nuda e cruda, perché alla scuola, all'università, studi, minori, tribunale dei minori, anziani, dipendenze, eccetera, 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 ma delle cure palliative zero. Se vuoi informarti su qualcosa, o segui un po', li chiamo colleghi ormai medici, o comunque vai a vedere la letteratura internazionale. E in Inghilterra c'è un programma nazionale delle cure di fine vita ed è stata stesa proprio una linea guida del servizio sociale in cure palliative. Se potete andate a vedervelo perché è molto interessante. Poi c'è il documento di consenso europeo. C'è una task force di assistenti sociali nella Società Europea di Cure Palliative che ha scritto il cosiddetto libro bianco del Servizio Sociale Europeo, cioè andando ad individuare quali sono le conoscenze, competenze e capacità che dovrebbero essere in possesso dell'assistente sociale dedicata alle cure palliative. Ecco, questo è un nome che per noi, per la comunità degli assistenti sociali, è importantissimo. Cicely Saunders è riconosciuta come la fondatrice delle cure palliative in Europa. Era un'infermiera e già dal primo dopoguerra si occupava di malati terminali. Siccome non era contenta di come veniva svolto il servizio per i malati terminali e di come i medici trattavano i pazienti, studiò e diventò medico, perché voleva assistere i malati terminali in una maniera più umana. Ma anche lì capiva che non riusciva a seguirli come voleva lei. Studiò e diventò assistente sociale. Quindi nella stessa persona ha comunque accomunato i saperi che secondo lei sono indispensabili per le cure palliative. Quindi noi la riconosciamo come nostra, come si può dire, un nome, un riferimento, un nome in cui tener conto. In Italia, come vedete, le cure palliative sono nate all'incirca verso il 76, Fondazione Floriani, Umberto Veronesi, credo che siano nomi abbastanza famosi,
Presso Fondazione Floriani troviamo un po' l'unica biblioteca su cui potete trovare dei riferimenti sulle cure palliative. Poi c'è la nascita della Società Italiana di Cure Palliative, la Società Europea, sì. E poi nel 2009 nasce anche la Rete Nazionale delle Assistenti Sociali. Il processo del morire lo riportiamo nella sua dimensione sociale ed affettiva. La Carta dei diritti del morente, tra tante altre cose, dice a non morire nell'isolamento e in solitudine. Abbiamo un po' di competenze di area. Noi assistenti sociali a volte ci dimentichiamo di essere un po' più, non dico scientifiche, ma comunque di avere conoscenza e coscienza di quelli che sono i principi da applicare in determinati settori. Molto importante gestire le proprie risorse emozionali di fronte alla morte e del morire. Come il medico buono non cura le piaghe, anche l'assistente sociale che non sa dominarsi in queste situazioni non può. Deve possedere, oltre che una solida conoscenza, anche una predisposizione all'approccio palliativo. Io non saprei lavorare con i minori, non ho predisposizione a lavorare con i minori. Io non dormirei di notte se devo allontanare un minore dalla sua famiglia. Non ho predisposizione e quindi mi occupo dell'altro. Adesso qui c'è il professor William. Valori e attitudini. Rispettare l'autodeterminazione della persona. Ma l'autodeterminazione della persona nelle cure palliative, che cosa vuol dire? Vuol dire che può decidere di morire quando vuole lei? Supportare e agevolare le decisioni di fine vita. Quali sono le decisioni di fine vita se in Italia ancora, lasciamo perdere, vero, il testamento biologico, le direttive anticipate, lasciamo perdere i casi Welby e Luana Anglaro e tutte queste cose che però noi ogni giorno affrontiamo. Che cosa vuol dire affrontare le decisioni di fine vita se la persona che ho davanti ancora non è cosciente che avrà sì e no un mese di vita davanti? Come potrà scegliere il proprio percorso di fine vita? Come potrà scegliere il luogo dove vuole morire se non sa che morirà a breve? E poi conoscere l'eventuale dissonanza, perché ci sono, tra le teorie del servizio sociale e le teorie del palliativismo. Come Commissione Nazionale Assistenti Sociali di Cure Palliative stiamo sovrapponendo il nostro codice deontologico su quello delle cure palliative per andare proprio ad individuare i punti che sono sempre difficili e delicati nei quali confliggono. Poi conoscere deve il dibattito etico in corso sulle cure del fine vita, che non vuol dire sentire quello che dice TV, giornali, eccetera, eccetera. I comitati etici ci lavorano da decenni. Poi riconoscere il proprio ruolo. Quindi, sto finendo, alcune domande che un assistente sociale dovrebbe porsi ogni volta che parla con qualche familiare è soprattutto chiedersi all'inizio: chi di questi familiari sa e sa che cosa? Sa la diagnosi, sa la prognosi, sa che tipo di cura l'aspetta o che cosa desidera sapere? Il paziente, la famiglia, il caregiver sulla diagnosi, eccetera. Molto spesso quello che vuole sapere il paziente non è quello che vuole sapere la famiglia, confliggono e l'assistente sociale viene presa, io dico sempre, siamo un po' come un prisma. Se il medico mi ha detto A, aspetta che parlo con l'assistente sociale. Attenzione che ogni parola che dici va a confliggere con quella del medico. È una specie di cartina di tornasole per capire: ho proprio capito vero, mio papà, mio figlio, ma deve morire? Ma no, l'assistente sociale mi ha detto che farà questa domanda, che però è lunga, che però bisogna aspettare. Allora non è vero che muore subito. È sempre un problema di questi tipi. Qual è la loro storia recente? Perché sono stata chiamata a questo punto come assistente sociale? E che cosa è importante per questo paziente? Cosa significa per lui avere cure di qualità? Chi è importante per lui e come vorrebbe comunicare? E poi i contrasti tra i familiari.
Lascio, prima di leggere la lettera come testimonianza, uno spaccato siciliano. I colleghi della Sicilia che fanno parte della Rete Nazionale delle Cure Palliative ci raccontano e ci dicono: attenti, perché tra poco capiterà anche a voi. Tra gli immigrati che arrivano persone già malate. Persone già malate, e i medici palliativisti ci dicono, vi ripeto le frasi pari pari, hanno di quei cancracci diversi dai nostri e reagiscono in maniera diversa alle cure che pure noi siamo in grado di mettere a disposizione. Razza diversa, qua lasciamo alla ricerca medica. Cure palliative quindi anche per loro. E quali relazioni? E poi la sfortuna ci vede sempre bene. Chi è che arriva malato? Chi è che muore? Non tantissimi, ma spesso. La mamma, il papà, il fratello maggiore, unici accompagnatori di minori. A quel punto il minore immigrato, con tutti i problemi che ci sono, diventa un minore non accompagnato, che sta sperimentando una doppia separazione dalla propria terra d'origine, dalla propria lingua e dall'unica persona che ha vicino che poteva occuparsi di lui. Questo è il messaggio che mi hanno chiesto di lasciarvi. Vi leggo questa testimonianza. La signora non se l'è sentita di venire a parlare lei, ma mi ha detto... Aspetta, non ci vedo più. Scusate. Volevate creare l'atmosfera? Vabbè, lo stesso. Bene, allora la signora ha lasciato questa lettera all'interno del nostro libro dell'hospice. Ho chiesto autorizzazione a leggerla. Dice: non so chi leggerà questa mia, forse chi come me, varcando per la prima volta la soglia, ha cercato diffidente di capire di che tipo di strana struttura fosse questo posto, dal sapore ambiguo. Non proprio un ospedale, ma nemmeno un albergo, gradevole nell'insieme e tranquillo, con addirittura un libro per gli ospiti, dove allora curiosai per leggere una poesia lasciata da un paziente prima di andarsene via per sempre. Felliniano, pensai, solita americanata. Vi ricordate cosa avevo pensato io? Luglio 2006. Ed ero molto arrabbiata con chi aveva pensato e soprattutto sentenziato che mio padre avesse bisogno di tale ricovero. C'è voluto un po' di tempo per adattarmi all'idea e forse in verità vi dico che ho sperato in un miracolo quasi fino alla fine. Mio padre era entrato in condizioni fisiche e psicologiche strazianti, ma poi il suo corpo per un paio di mesi reagì positivamente e si adattò alla vita di ospite, cercando di mantenere la sua forte personalità nonostante la sua delicatissima situazione. Talvolta la sua mente se ne andava, ma io lo aspettavo sempre. Quello che vorrei raccontare però è come sia riuscita io ad accettare la sua condizione, perché è difficile per chi ama vedere soffrire il proprio padre, sentirsi impotente e sottomessi alla malattia. Qui sono tutti fuori di testa, pensai il primo mese, troppo sereni. Invece ora ho capito cos'è accompagnare una persona verso la fine della vita, ed è di una semplicità assurda. Fare esattamente ciò che si fa con tutti noi, tra virgolette, sani. Niente ipocrisia di facce scure o di pietismo di facciata. Qui dentro c'è vita, forse c'è più vita vera qui dentro che fuori. Ci ho messo un po' a capirlo, Eddie, ma forse ci siamo. Normalmente del vivere insieme e condivisione nel senso più umano e naturale. Non ho mai voluto sapere i nomi delle infermiere, medici, operatori, a parte Eddie, perché questo nome mica ce l'hanno in tante, perché così potevo avere una mia identità, un modo inconscio per differenziare la mia cura dalle vostre,
un modo per dire che il mio amore era diverso dal vostro. Ma quando mi chiamavano per nome mi si apriva il cuore. Non ero la figlia del paziente della stanza 4, ero io. Normalità, dicevo, quindi tutto quello che è bagaglio emozionale del vivere insieme, dal sorriso al dialogo all'arrabbiatura, niente è stato represso dall'ipocrisia. E mio padre aveva le sue simpatie. Questo mi confortava perché era un segno tangibile che qui stava in relazione e non perdeva la sua identità. È stato accudito con amore da tutti e anch'io ho trovato conforto negli sguardi, nelle parole e i gesti di saluto da lontano con Don Enrico. Non credeva molto la signora, ma Don Enrico era riuscita ad entrare in relazione. E durante questi mesi ho imparato a conoscere mio padre nella sua essenza e ora mi accorgo che mi sono innamorata di lui per la seconda volta nella vita. Tra noi c'era la malattia, ma il suo fare burbero e quel carattere insopportabile che riconoscevo dall'adolescenza mi ha fatto capire che non ho mai smesso di volergli bene. Ci siamo ritrovati e non ci lasceremo più. Ogni volta che partivo da casa mi chiedevo se l'avrei trovato. Lui se ne andava dai suoi demoni, ma quando c'era l'ho vissuto intensamente e questo è ciò che conta veramente. E sapete una cosa? Abbiamo riso io e il papà, quelle rare volte che era presente e di buon umore. E se può essere di conforto a chi mi legge ed entra qui, ignaro, posso solo dire, non aver paura della morte. Per me questa è stata la migliore occasione per conoscere la vita. Vi ringrazio, staff, con affetto, ma vi lascio per continuare la mia vita. Ma non è detto che non passi a salutarvi ancora. Spero che questo vi lasci curiosità di informarvi ancora di più sulle cure palliative. Grazie Tiziana, alla dottoressa Tiziana Mondin per lo spaccato particolare di servizio sociale che ci ha offerto e anche per questa storia toccante. L'intervento di Tiziana Mondin in coda ci ha dato il là per il prossimo contributo di Laura Di Lenna, laureanda magistrale in servizio sociale presso Laureata, mi sono laureata 10 giorni fa. Perfetto, laureata. Un Congratulazioni. Bene, nel suo intervento i minori stranieri tra diritti, sogni ed opportunità. Beh, finché troviamo il file delle slide, proprio perché siamo persone umane, vi dico che non è semplice per me parlare adesso, dopo l'intervento ultimo, non solo per l'intensità, ma perché ho perso mio padre, che è mancato non da tantissimo tempo, proprio in una struttura hospice, quindi ringrazio dell'intervento precedente e mi accingo a un intervento un po' più leggero. Portate pazienza. Allora, io posso dire di rappresentare un po' il privato sociale, nel senso che è da 15 anni ormai che lavoro nell'ambito dell'immigrazione all'interno di due tipi di cooperative, prima in una cooperativa sociale di tipo B, quindi inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e da qualche anno in una cooperativa di tipo A, quindi in servizi per persone immigrate. In realtà oggi vi racconto un po' la tesi di laurea che ho svolto all'interno dell'Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Venezia con sede di Padova e che aveva appunto come oggetto i minori stranieri tra diritti, sogni ed opportunità. Allora, portate pazienza anche se vi dico cose che già sapete, che già sono, però mi aiuta un po' a fare il quadro della situazione dell'immigrazione, che è un tema di cui si parla spessissimo, ma a volte ci mancano un po' dei dati o comunque degli spunti per avere dei numeri veri. Allora, i residenti stranieri in Italia ad oggi sono 4.922.085 e rispetto al 2013 c'è stato un aumento del 3,7%, quindi un aumento più basso rispetto agli altri anni, però pur sempre in aumento. Ed è l'8,1% della popolazione totale.
Ovviamente dipende dalle regioni. A livello territoriale in Italia ci sono ovviamente comuni e regioni che hanno una percentuale di residenti stranieri molto più alta. Penso a Verona, che mi pare abbia oltre al 20%, o a Belluno, per parlare della nostra regione, che ha il 3%, quindi dipende proprio dai contesti territoriali specifici. Una cosa secondo me interessante anche per capire un po' come si sta sviluppando e si sta modificando negli anni il fenomeno dell'immigrazione, che non è più, ma lo sapete meglio di me, non è più un fenomeno di emergenza, ma tende alla stabilizzazione. E questa è una slide che può aiutarci parlando dei permessi di soggiorno. Nel 2010 i permessi di soggiorno in Italia venivano chiesti per il 60% per lavoro, per quasi il 30% per motivi familiari e il 10,2% per altro, che vuol dire per studio, vuol dire per protezione internazionale, eccetera. Come vedete nel corso degli anni sta modificandosi parecchio, fino ad arrivare al 2012 con quasi un 45% per motivi familiari. Motivi familiari, lo sapete, che ha a che fare con i ricongiungimenti principalmente. Ecco, per avere in mente questa cosa. Rispetto agli stranieri residenti nel nostro paese, il 22,8% sono minori, quindi popolazione molto giovane. In Veneto il 62,2% possiede un permesso di soggiorno di durata illimitata, quando a livello nazionale è il 54,3%, che comunque è una percentuale molto alta, se pensate anche un po' all'idea che abbiamo e forse all'idea che ci presentano i media spesso. Rispetto agli studenti nelle nostre scuole, il 9% degli studenti nelle scuole italiane sono stranieri, nella nostra regione il 13%. Ma la cosa interessante è che devo dire la verità, neanche io sapevo, seppure lavoro da tanti anni nell'ambito, sul totale degli studenti con nazionalità non italiana, quasi il 52% sono nati in Italia. Voi sapete che abbiamo la fortuna in Italia, ovviamente è ironico, di considerare stranieri anche chi è nato in Italia, e se vedete nella primaria quasi il 65% di studenti sono nati in Italia, però e li chiamiamo stranieri. Un'altra cosa secondo me interessante, da un dato che non si trova spesso, soprattutto nei media, è la scelta della scuola superiore che fanno i minori stranieri. Allora, come vedete ci sono le 3 categorie: italiani stranieri e stranieri nati all'estero, giusto per capirci. Come vedete anche gli italiani non scelgono più tantissimo i licei. Mio padre mi ha fortemente e caldamente invitato, però ecco, c'è una percentuale minore anche tra gli italiani. Ma se vedete la colonna verde, quella degli stranieri nati all'estero, sceglie per la maggior parte gli istituti professionali. Ovviamente, come vedremo anche dopo, ci sono motivazioni, se volete, sociali, economiche, hanno bisogno di lavorare presto, eccetera, eccetera. Però io credo profondamente, forse anche perché ho da tanto lavoro in questo settore, che ci siano anche delle motivazioni che hanno a che fare con i pregiudizi. E ne abbiamo parlato anche stamattina, o comunque, stereotipi e preconcetti sulle anche capacità di alcune persone che vengono da altri paesi. Come vi dicevo, la mia ricerca si è svolta all'interno dell'Ufficio Servizi Sociali Minorenni, quindi è all'interno dei minori stranieri che sono entrati nel circuito penale, quindi hanno commesso dei reati. Allora, ci sono e si stanno sviluppando sempre di più ricerche su questo ambito, sia a livello universitario che a livello proprio del Ministero della Giustizia stesso, e diciamo che si cerca di individuare quali sono i fattori di rischio sociale o comunque condizioni predisponenti, cioè che possano, portare il minore straniero ad agiti devianti. Sicuramente la prima cosa, su questo immagino abbiate a che fare ogni giorno, è la fragilità del contesto familiare, che spesso connota le famiglie e soprattutto gli stranieri. Fragilità appunto intendiamo in tutti, in tanti punti di vista diversi. Un'altra conflittualità tra il minore e i genitori. Gli abbandoni che subiscono, se voi pensate, e qui magari apro una parentesi, quando parlo di minori stranieri ovviamente ci sono varie tipologie di minori stranieri,
prima la collega aveva richiamato i minori stranieri non accompagnati e coloro che appunto entrano nel nostro territorio senza un adulto che fa da tutore. Ma ci sono i minori stranieri ricongiunti, cioè coloro che entrano nel nostro territorio perché i genitori richiedono il ricongiungimento. Poi però ci sono i minori che chiamiamo di seconda generazione, che sono quelli nati in Italia. I minori ricongiunti vengono chiamati di una generazione e mezza, e quindi non è che si può parlare di minori stranieri senza avere chiaro insomma queste diverse tipologie. Poi ci sono i minori che sono giunti in Italia insieme ai propri genitori, quindi di prima generazione li chiamiamo, che è forse più un fenomeno che succedeva negli anni 80-90, quando anche il sistema economico italiano permetteva che una famiglia dall'estero potesse entrare, quindi a livello anche legislativo le maglie erano un po' più larghe, e che si potesse stabilire nel nostro territorio con un lavoro sufficiente per riuscire a trovare un'abitazione. Si parlava stamattina della capacità di trovare un'abitazione, un lavoro, eccetera. Ecco, quindi facevo riferimento ai minori ricongiunti perché sono coloro, dopo vediamo anche in dettaglio rispetto alla ricerca, che subiscono i maggiori abbandoni, quindi diciamo tra virgolette che sono coloro che hanno subito più ferite, se pensate appunto che vengono lasciati nel paese di origine, perché c'è sempre uno dei due genitori o tutti e due i genitori che emigrano per primi per trovare un lavoro e poi vengono richiamati, quindi un doppio abbandono prima nel paese d'origine e poi devono lasciare il paese d'origine e venire in Italia. Le famiglie monogenitoriali, le famiglie numerose e poi le famiglie allargate, perché non sempre è un sintomo di forza, a volte è proprio anche un sintomo di mancanza di cure specifiche, proprio perché sono allargate. Il livello socio-economico, sicuramente quando pensiamo a uno straniero, ma io per prima, perché nessuno è senza pregiudizi, eccetera, la povertà è una delle cose che ci viene in mente per prima, e quindi acuisce anche nel minore la percezione che ha come diverso, e conferma un po' i nostri stereotipi, perché ovviamente un minore, già i miei nipoti, ma voglio dire tutti i minori, se non possono comprarsi la giacca a vento di una certa marca piuttosto che i pantaloni, si sentono diversi. Per uno straniero questo viene acuito. Il basso livello di istruzione dei genitori, che spesso spinge il minore ad avere poca stima verso i propri genitori, anche a volte perché non sanno l'italiano, quindi li prendono un po' in giro, ma sviluppa in loro anche una grossa spinta all'emancipazione, allo scrollarsi un po' di dosso la condizione dei propri genitori. E poi gli ambienti di vita che sono spesso discriminanti, purtroppo, quindi il quartiere nel quale il minore vive, e purtroppo la scuola, dico purtroppo perché potrebbe essere uno degli ambienti in cui c'è proprio un riscatto del minore, e purtroppo però non è sempre così, perché ci sono casi in cui il minore si trova in un ambiente scolastico in cui gli viene chiesto di, come dire, raccontare la propria diversità e quindi mettere a frutto, si diceva prima anche con la parabola, la propria diversità, ma ci sono contesti in cui il minore arriva e gli viene chiesto di entrare come dire, nella tipologia e nel quadro standard di tutti gli altri studenti, quindi gli viene chiesto di dimenticare una parte molto importante di se stesso, che poi alla fine della giornata trova a casa, quindi alla fine conciliare queste due culture è molto difficile. Quindi lo stigma porta spesso, chi lavora nel settore insomma vede anche ultimamente crescere questo fenomeno delle bande etniche, quindi del mettersi insieme in base proprio etniche per sì, passare il tempo, ma anche purtroppo commettere dei reati. A livello nazionale, del totale delle prese in carico dell'Ufficio Servizi Sociali Minorenni, gli stranieri sono il 16%, mentre i veneti sono il 33%. Ovviamente questo corrisponde anche alla percentuale di presenza degli stranieri nella nostra regione. Ecco, la mia ricerca ha preso in analisi 38 prese in carico di minori stranieri dell'Ufficio Servizi Sociali di Venezia, sezione di Padova, e su questi 38 casi, diciamo, 32
sono minori ricongiunti, 5 minori di seconda generazione e un minore straniero non accompagnato. Dei 32 minori ricongiunti, 18 provengono dall'Europa dell'Est, quindi Romania, Moldavia, Albania, e 11 dal Nord Africa, Marocco e Tunisia. Questo è un dato che corrisponde un po' anche alla provenienza a livello nazionale degli stranieri residenti nel nostro territorio. 20 dei minori ricongiunti sono arrivati in Italia quando avevano 10-15 anni. Ovviamente, anche qui forse dico una banalità, però è ovvio che un bambino che viene chiamato in Italia a 10-15 anni in un'età molto difficile avrà molti più problemi di integrazione rispetto a un bambino che viene ricongiunto che cioè in età prescolare o comunque un'età che gli dia anche il tempo di non solo riabituarsi e ricostruire una relazione con i genitori che ha perso qualche anno prima, ma che gli dia anche il tempo di imparare la lingua e entrare in contatto con i propri coetanei a scuola. Dei 18 provenienti dall'Est Europa, 9 hanno la madre che svolge lavoro come badante. Dicevamo prima, gli abbandoni che subiscono questi minori. Spesso, come avete visto dai dati, quando la madre chiede il ricongiungimento del figlio, però ha un lavoro come badante, vuol dire che non è presente in casa, vuol dire che anche per l'intera settimana non è presente in casa. Questo ovviamente crea una grossa difficoltà per il minore perché non ha un punto di riferimento. Il padre, se c'è, comunque lavora fuori e quindi c'è veramente una mancanza di punti di riferimento. Gli viene chiesto di essere autonomo quando in realtà non ne ha la capacità, proprio perché è in un contesto anche sociale completamente diverso da quello che ha vissuto fino ad oggi. 5 minori del Marocco sono in conflitto con la rigidità educativa e culturale del padre. Ci siamo resi conto che rispetto agli stranieri provenienti da questo paese i casi in cui c'è una figura paterna molto rigida sono diversi e la conflittualità è molto alta e non è facile proprio per il minore riuscire a conciliare le due culture, come dicevo prima. Mi verrebbero un sacco di cose da dire, ma so che il tempo sta già addirittura a posto. Siamo. Perfetto. Allora, quali elementi importanti dovrebbero essere previsti nei progetti socioeducativi personalizzati? Mi sono permessa di sottolinearne alcuni. Il lavoro di rete sul territorio, ne parlavamo anche prima, per un accompagnamento anche delle famiglie e la trasformazione dei fattori di rischio in soggetti che sostengono il minore. Affiancamento della figura del mediatore linguistico-culturale che aiuta alla costruzione di un rapporto di collaborazione profondo e positivo tra i servizi sociali e il minore con la sua famiglia. Ora, il mediatore linguistico-culturale mi piacerebbe avere anche la possibilità di ricevere input da parte vostra, perché io ci lavoro in questo campo, ma mi piacerebbe capire se uno è una figura che conoscete, che potete utilizzare, se ritenete che possa essere utile. Nella ricerca che ho svolto comunque è risultato un apporto professionale molto importante, proprio perché troppo spesso c'è la difficoltà da entrambi i lati, quindi da un lato dalla famiglia migrante di capire il ruolo del servizio sociale, che nel loro paese non esiste la maggior parte delle volte, oppure di avere dei grossi pregiudizi, e dall'altra, da parte del servizio sociale, capire veramente i comportamenti e nel caso del reato del minore, come si reagisce e come si cercano delle soluzioni rispetto a questo. Nei casi in cui l'assistente sociale ha collaborato con un mediatore, ha richiesto la presenza di un mediatore, si è visto che la collaborazione con la famiglia è stata molto più facile e più fruttuosa, diciamo. Poi, il periodo di accoglienza in comunità, che sia questa terapeutica o educativa dipende dal caso, aiuta a crescere la consapevolezza e la responsabilità dei propri agiti al minore. Strumenti di integrazione sociolavorativo di tipo borsa lavoro o tirocinio, anche qui ovviamente ha a che fare con il livello anche economico della famiglia, perché se diamo l'opportunità al minore di fare anche un periodo di borsa lavoro è molto importante non solo per la sua autostima, ma anche per dare una mano in famiglia. E poi l'attività di riparazione sociale, come si chiamano all'interno del circuito penale, ma è di volontariato all'interno dei progetti di messa alla prova.
vado verso la fine perché ho già finito il mio tempo, mi dispiace. Allora, l'obiettivo del processo di aiuto, secondo me, è l'eliminazione dei pregiudizi e delle discriminazioni per la costruzione di un'identità del minore in grado di conciliare le due culture e di accrescere la sua autostima, insegnargli a sognare un futuro migliore. Si diceva prima quanto può fare la differenza avere una relazione profonda, soprattutto per il minore straniero, riuscire a costruire una relazione profonda con un adulto di riferimento e che gli dia fiducia, cioè che creda in lui, può fare la differenza. Può portarlo a fare un liceo, a fare l'università e ad avere un futuro migliore di quello che per pregiudizi nostri magari pensiamo che possa avere. Quindi l'entrata di un minore nel circuito penale può essere un'opportunità per lui ma anche per la nostra società, perché le misure alternative alla detenzione sono molto efficaci nella riduzione della recidiva, 7 casi su 10. Ma se guardiamo i dati, attualmente a livello nazionale nel settore penale minorile sono attivi 350 assistenti sociali che hanno il compito di seguire 19.000 ragazzi, il che vuol dire un assistente sociale ogni 57 ragazzi. Alla faccia del primo intervento di questa mattina sulla riduzione delle risorse, sarebbe necessario investire oggi per spendere meno domani. Grazie. Grazie Laura di questo intervento. Invito Giorgio Zoccatelli e anche le colleghe Stefania Alessioli e Elena Vignola.